Buonasera amici, amanti ed appassionati di futsal e benvenuti al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, dove la squadra di casa l'Union Diavoli ospita il Mestre Fenice Next Gen, reduce da una sconfitta esterna al Palatezze contro l'Arzignano. Dietro, allarga sulla sinistra, va a puntare l'avversario Scotton, va sul fondo, palla dentro, deviazione. Righi, la torre, il taglio dentro del compagno Stefanutto. Righi, partita in profondità, Scotton seguito da Puleo, Scotton sul pallone, Scotton all'alta, il duello Palma, alla meglio Righi, Righi il controllo, va via sulla sinistra proprio a Palma, Righi dentro e ancora una volta va da Palma, vuole l'1-2, Palma la protegge, Palma nella parallela, dentro, chiude lo specchio Spagnuolo, Pavanetto, Simone si chiude l'1-2, Pavanetto fuori di un soffio, Guariento 3 contro 2, sulla destra c'è Manente, servito, Manente dentro, Spagnuolo in due tempi, e anche Righi dalla parte opposta, invece va la palla corta, Stefanutto, Righi taglia il campo, cerca l'1-2, conclusione deviata, la torre di Suola dietro, a porta Luri, gran riflesso di Stefanutto, va da Palma si gira, la protegge in mezzo Spagnuolo, andare dietro c'è Franceschini e Schiavinato, Franceschini la lascia Schiavinato va a puntare, si nasconde, arriva un tiro fantasma, deviazione di Spagnuolo, altra conclusione alta, tocca ancora per Kevin Schiavinato con una finta conclusione murata due volte, Mestre Fenice sbaglia tutto in uscita, Pavanetto di punta fuori, per Guariento vicino alla porta, Guariento si gira in un fazzoletto, fa partire il compagno sulla destra, Bergamo, conclusione di destro, poi col mancino 1-0, Mestre Fenice a portare in vantaggio la squadra di Mister Landi, ci pensa il numero 9, Alvise Bergamo, Guariento va, è libero anche il compagno sulla destra, Guariento una finta, interno-esterno, Guariento si oppone Spagnuolo, dietro da Righi il controllo, Righi la perde, Schiavinato tutto solo, Schiavinato palo, incredibile, ripartenza la torre cadendo serve Pavanetto fuori, lo scarico per Righi, alto, salito anche Sacca, va in profondità da Schiavinato 2 contro 1, Schiavinato si fa ipnotizzare da Spagnuolo, Guariento destro-sinistro, va in verticale, in mezzo tutto solo, Palma a 1:37 dal termine, il Mestre Fenice fa 2-0, un gol cercato, voluto, trovato da Mauro Palma, la vuole dentro Righi, tocco per Scotton di punta e termina qui la sfida al Palazzetto di Trebaseleghe. È il Mestre Fenice a trovare la prima vittoria stagionale, ancora a caccia dei primi punti casalinghi invece l'Union Diavoli di mister Michele Frizziero.